Queste trappole, tutte fatte a mano, servivano a catturare quegli animali che danneggiavano gli orti o mangiavano i raccolti. Queste sono trappole per topi, con fori di diversa grandezza, per pantianes e suris. Con questo sistema il topo veniva preso vivo. Per catturare le talpe che danneggiavano gli orti, si collocavano nelle loro tane queste trappole. Questo è un tramai, usato dai bracconieri per catturare uccelli. Veniva teso e ricoperto di terra, ed appena un volatile toccava l'esca, rimaneva catturato. Altro sistema per catturare uccelli che mangiavano l'uva erano i lacci, costruiti con i crini di cavallo. In questo caso è il merlo il più furbo, ma la più ingegnosa era la lignola. Fino a pochi anni fa era utilizzata con regolare licenza come attrezzo per la cattura di uccelli. La costruzione iniziava con piantare un palo di circa 4 metri di altezza, alla cui sommità era stato praticato un foro. Analogo foro si effettuava ad un'asta di circa 6 metri che, tramite un perno, veniva unita al palo portante. Si procedeva alla realizzazione del vermenar, costituito da un paletto a cui si praticavano 8 fori, con un'angolatura di circa 45 gradi. Il vermenar si fissava in cima all'asta tramite una cerniera. Nei fori si infilavano le vermene, costituite da ramoscelli sui quali si praticavano dei tagli, les riscles. Si infrascava legando delle frasche alle vermene.
veniva agganciata una gabbia contenente un uccello da richiamo. Infine si tindeva, applicando le sguistiades, stecchetti ricoperti di vischio sui quali gli uccelli, appoggiandosi, rimanevano impigliati. Issandola, la lignola era pronta per la cattura dei volatili. Il concerto di un'orselada.